Dal 18 al 23 giugno, per 5 giorni, Venezia diventa capitale della nautica. L'arte navale torna a casa, il claim scelto per il salone nautico che si terrà in laguna e sul quale il comune conta anche come volano per nuovi investimenti imprenditoriali, che in un certo senso tornano a casa sul serio, in un luogo di produzione storico in via di recupero come l'Arsenale. C'è tutta un'area che era stata destinata al rimessaggio dei cassoni del Mose, che sono stati invece trasferiti a Marghera perché c'è una convenienza economica a far così. Quell'area viene restituita alla città e noi vorremmo metterla magari vicino, insieme a Fincantieri, insieme ad altri qualche gruppo industriale italiano, renderla un'area appetibile per il refitting degli yacht, che vuol dire per le manutenzioni, il rimessaggio anche durante il periodo invernale, perché i comandanti e gli equipaggi di queste grandi navi che solcano comunque il Mediterraneo potrebbero stare a Venezia. L'Arsenale sarà il fulcro della manifestazione, ma l'obiettivo è ampliarsi a tutta la città, compresa la terraferma. Intanto il numero delle adesioni sta crescendo oltre le previsioni. Noi avevamo previsto oltre 100 ormeggi, ora stiamo ragionando su un ampliamento del numero di ormeggi, abbiamo una richiesta quasi del doppio che per la prima edizione ci incoraggia molto, ricordando che è un progetto triennale del Comune di Venezia. Al momento hanno confermato la loro presenza 48 yacht e super yacht, 95 imbarcazioni da diporto e 50 espositori. Li selezioniamo attraverso una commissione che ne valuta il curriculum aziendale, la qualità delle barche, ovviamente è ridotto solo alle barche di nuova produzione, al numero di barche che porta una singola azienda e anche ad avere un panorama completo delle tipologie di natanti, quindi da over 50 metri come abbiamo già detto con il Rida fino alla diportistica da 10-15 metri, perché abbiamo sia un'esposizione in acqua sia un'esposizione a terra.